C'è tantissima paura a Borso, tanto che certi cittadini, io compresa, ammetto di aver dovuto comprare un'arma per la mia sicurezza personale e per poter dormire qualche ora tranquilla. Mai nella mia vita avrei pensato di dover comprare un'arma, mai. La paura a Borso è palpabile e i residenti sono esasperati dall'escalation di furti nelle abitazioni. Dallo scorso mese di giugno la notte è diventata un incubo, non si dorme, i ladri si appostano, poi si muovono nel buio, sprezzanti, sempre più sfrontati. Quando vengono scoperti viene chiesto loro chi sono, questi rispondono addirittura Babbo Natale, sono Babbo Natale, oppure addirittura se ci siamo trovati vis-à-vis con loro e ci hanno risposto addirittura attento che vengo anche a casa tua, puntando il dito così. Una famiglia era in casa e sentiva battere fortissimo, quindi c'era un tentato sfondamento della porta blindata. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo 40 minuti. Questa famiglia è rimasta traumatizzata, ovviamente. È chiaro che la situazione è diventata insopportabile e allo stesso tempo esplosiva. La gente è esasperata e si attiva su vari fronti, ronde notturne, gruppi social, una raccolta di firme, più di 500 quelle depositate in comune. Facciamo delle, chiamiamole passeggiate notturne, per non dire ronde. Ovviamente è tutto in regola e tutto sotto controllo, senza esagerare, e che andiamo a fare i giri di controllo appunto di tutte le varie vie. Abbiamo fatto una raccolta firme per una richiesta d'aiuto al Consiglio Comunale e al Sindaco, ovviamente, per tenere sotto controllo la situazione. Un altro problema che abbiamo a Borso molto importante è che non abbiamo un vero e proprio comando di polizia, di carabinieri, siamo supportati da Crespano del Grappa, che però ha gli uffici che chiudono alle 19. Maggior sicurezza chiedono questo i cittadini di Borso per poter finalmente riporre in un cassetto quella pistola che oggi è appoggiata sopra il comodino. Un maggior passaggio delle forze dell'ordine può essere inserire delle telecamere in punti strategici della città. Non lo so nemmeno io cosa, l'importante è che si faccia qualcosa.